Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. Arriva l'ok del ministro Urso al perfezionamento dell'atto di cessione del ramo d'azienda dell'ex Blutech di Termini Imerese alla Pelligra Italia Holding, la giudicataria della gara. Il Mimit fa sapere che il piano vincitore è stato l'unico pienamente rispondente al bando, l'offerta è stata di 8 milioni di euro e prevede l'assunzione di almeno 350 dipendenti dell'ex azienda. Passiamo alla cronaca. Nessun cenno di ravvedimento è trapelato dalle parole della figlia di Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso la moglie e i figli nella loro casa ad Altavilla. La ragazza ha risposto alle domande della procuratrice, ribadendo nuovamente di aver preso parte alla strage. Nel frattempo sono stati trovati anche i loculi per seppellire i due fratelli. Sono stati arrestati e rinchiusi in una comunità 3 minori di origine straniera accusati di aver aggredito con calci e pugni e rapinato un minore a Messina. Gli egiziani erano armati anche di una spranga in ferro. E ci spostiamo a Palermo, dove invece sono stati individuati e arrestati 5 presunti autori della rapina al supermercato Todis dello scorso febbraio. I responsabili dovranno rispondere anche di estorsione, avrebbero rubato alcune auto e poi chiesto il cosiddetto cavallo di ritorno ai proprietari. È in chiusura un incidente avvenuto all'alba di oggi ad Adrano, nel Catanese. Grave un ciclista di 47 anni investito dal conducente di un'auto. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.